Nicolò e Matteo Polo, rispettivamente padre e zio del famoso viaggiatore, compiono un primo viaggio in Asia e questo è molto importante perché permette di costruire le relazioni e le condizioni per il secondo viaggio. Partiti da Sudak sul Mar Nero, iniziano a spingersi verso l'Asia centrale alla ricerca di nuovi mercati. Arrivano inizialmente alla corte di un sovrano mongolo Berke. Qui scambiano le merci che avevano con loro e ricevono in cambio delle ingenti ricchezze. Proseguono poi il viaggio verso l'Asia centrale, impossibilitati a tornare indietro a causa di sanguinosi conflitti. Dopo aver abitato per un certo periodo di tempo a Bukhara, in Uzbekistan, i due poli incontrano un messaggero del Gran Khan e questo messaggero li invita a seguirli alla corte del Gran Khan, dato che il sovrano dei mongoli non aveva mai visto degli occidentali, nel milione si parla proprio di latini e per questo desiderava molto conoscerli.